È più semplice mantenere l'isolamento sociale nei piccoli paesi delle valli interne della Liguria. È più semplice perché si vive distanti gli uni dagli altri in ogni momento dell'anno per ritrovarsi magari in occasioni ricorrenti. E così a Coreglia Ligure, 258 abitanti, non ci sono segnalazioni attive riguardo alla diffusione del coronavirus. Lo conferma il sindaco Ermanno Noce, eletto meno di un anno fa e attualmente impegnato in prima linea per affrontare tutte le ripercussioni di quella che a tutti gli effetti è un'emergenza che non risparmia nessuno, perché è vero che non ci sono casi conclamati a Coreglia, ma è anche vero che lo stop alle attività produce effetti su tutte le famiglie. Tutti stanno rispettando le regole, conferma Noce, anche perché hanno capito che il valore fondamentale ora è quello della salute. Ma anche qui le difficoltà di natura economica bussano alla porta e così già una dozzina di domande sono arrivate in comune per ottenere i buoni spesa. Coreglia, viste le sue dimensioni, ha avuto in dotazione 1.900 euro. C'è tempo fino a sabato per presentare la propria richiesta. I buoni verranno erogati subito dopo Pasqua, anche perché vanno spesi entro il 18 di aprile. Procedure che per un comune piccolissimo in realtà non sono semplici da gestire, come quelle relative alla distribuzione delle mascherine. Domani per gli enti locali che contano meno di 2.000 abitanti ci sarà la consegna a Genova nella sede della Protezione Civile. Noce ritirerà le mascherine per il suo comune, 300 in tutto, e per gli altri piccoli centri vicini, Favale di Malvaro, Tribogna, Orero, Lorsica, Lumarzo e Neirone, circa 4.900 mascherine che saranno consegnate al sindaco del comune più piccolo munito di delega da parte dei colleghi. E poi la consegna alle famiglie, evitando assembramenti che, data la morfologia del territorio, fino ad oggi non si sono verificati. La soluzione? Anche in questo caso potrebbe essere il fai da te, il sindaco che sale in auto e fa il giro delle case dei suoi concittadini. Non l'ho ancora deciso in realtà, occorrerà capire se questa sia la soluzione più opportuna o se ce ne siano altre migliori, ma al momento non ci sono poi moltissime alternative in vista.